E nei negozi purtroppo si è visto più di qualche volta un aumento dei prezzi che però non si è riflettuto poi nelle aziende agricole, per cui è in atto anche in questo settore una speculazione non del tutto seria. È diretto il presidente di CIA Venezia puntando il dito sulla distribuzione. Da una parte prezzi lievitati, mentre dall'altra gli orticoltori a soffrire gli effetti di questa crisi. Nel litorale del Cavallino con tutti gli ortaggi purtroppo si è vista una forte flessione nel consumo da un lato, ma anche c'è stata poca lievitazione dei prezzi. E se il presente non è certo roseo, il futuro per il presidente Quaggio è quanto mai grigio. Bisognerà aspettare maggio e vedere quali saranno le indicazioni del governo per quello che riguarda la riapertura. Per il settore turistico la vedo abbastanza dura. Perché va ricordato che gli orticoltori del Cavallino puntano molto sia sulle strutture come alberghi e campeggi, ma anche direttamente sulla clientela turistica abituata a rifornirsi di frutta e verdura prima di andare in spiaggia. Intanto si cerca di trovare una soluzione con i mercati comunque riaperti tra mille prescrizioni e limitazioni. Mercati contadini, la consegna del cibo a casa, la consegna delle spese a casa, quindi si è fatto di necessità virtù. Ovvio che questo però non basta a sostenere un comparto che già era in crisi a livello di reddito prima del coronavirus e adesso decisamente sta sprofondando. Infine, è dell'agricoltura che molti disoccupati da contagio puntano per avere un futuro. Con la Regione è stato firmato un accordo di programma sulla formazione di una piattaforma per chi ricerca lavoro, quindi le aziende agricole, e chi cerca lavoro, quindi dipendenti e quant'altro, tramite appunto Veneto del Lavoro. Speriamo che questo sia una maniera per dare risposte all'agricoltura, ma è una risposta che non sarà sicuramente immediata.